Alle ore 13 del 5 luglio 1915, le granate italiane da 210 mm centrano e spaccano la copertura del forte. Ci hanno colto di sorpresa. Il vecchio calcestruzzo non ha resistito. Dobbiamo abbandonare le postazioni, ma nonostante questo cerchiamo di ingannare l'artiglieria nemica. Agli italiani facciamo vedere che il forte è ancora vivo. Lo teniamo illuminato di notte e quelli continuano a bombardare incessantemente, ma inutilmente. E la guerra continuò implacabile e assordante, come un lungo e continuo rombo di tuono. Quando le armate se ne andarono da quei monti, la guerra lasciò come sempre fame e disperazione, ma bisognava pur sopravvivere. E allora raccogliere tutto il metallo possibile, delle bombe, dei proiettili, delle gavette, perfino delle scatolette del rancio, significava poter sopravvivere. L'idea di creare un museo di guerra nasce negli anni 60. Mio padre era un ex recuperante e mi accompagnava sulle zone di guerra a raccogliere i cimeli di guerra. Lui negli anni 30 era un bambino, era di famiglia povera e gli permetteva, vendendo il metallo, di sopravvivere. Ora entriamo nella storia del Forte Tre Sassi. Il Forte Tre Sassi è uno dei 140 fortini che nel 1897 e terminato nel 1901 l'Austria-Ungheria costruisce sul confine di Stato. Questo forte doveva proteggere il passo di Valparola per un'eventuale invasione italiana nella Val Badia. Nei primi 2 mesi di guerra l'artiglieria italiana spara 470 granate al giorno sul fortino, di cui 70 di grosso calibro. Alcune di queste granate sfondano il tetto e uccidono 3 soldati all'interno del forte. Gli austriaci si vedono costretti ad evacuare il forte, però lo illuminano di notte per ingannare gli italiani affinché sprecassero il materiale bellico sul fortino e non sulle truppe che erano dislocate sulle cime. Questo è l'effetto di una bomba che ha crivellato il forte e che durante i restauri abbiamo voluto conservare per la testimonianza storica. E queste sono le bombe da 210 che abbiamo trovato durante il restauro del forte. All'interno del forte il museo raccoglie circa 10.000 oggetti raccolti nei vari anni di ricerca da me e da parte mia e della mia famiglia. Oggetti di testimonianza dei soldati tra le scatolette, le cartoline o altri oggetti, oppure materiali bellici come questa bomba da 305 trovata da mio padre e mio fratello, bomba Sdrappen. Questa veniva sparata, esplodeva in aria, faceva una pioggia di schegge con effetti devastanti sulle truppe sottostanti. Una delle sezioni che sono particolarmente legato è quello delle scatolette, il cibo dei soldati. I soldati dovevano integrare il loro rancio, che era piuttosto scadente, comprando le scatolette allo spaccio. Pensatevi che un soldato prendeva 1 lira e 40 centesimi al giorno e le scatolette venivano a costare 80 centesimi. Questa è interessante perché allietava un momentino la vita del soldato, che è frutta candita in gelatina d'uva.
Questo era un dessert molto ambito dai soldati che potevano lietare i momenti drammatici della guerra. Abbiamo visitato il museo della guerra più importante delle Dolomiti. Questo territorio è diventato ormai un luogo sacro. Vi invitiamo a visitare tutti i vari musei che ci sono in questa zona, cominciando dalle Cinque Torri, Lagazzoi, Sas di Stria, il nostro villaggio Edelweiss, il Col di Lana, la Marmolada, territori delle Dolomiti bellunesi.